economicamente indipendenti. Ne discutiamo con Michaela Faggiani in videocollegamento, presidente del Cantiere delle Donne, associazione con base a Padova che opera affinché le donne siano sempre più presenti ai massimi livelli della società e ricoprano ruoli apicali nelle istituzioni pubbliche, private e nella politica. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono una di quelle con Cerberus, con il Covid di cui avete parlato prima, purtroppo. Speriamo in una rapida guarigione, Presidente. Certo. Le volevo chiedere, il progetto del cantiere si chiama Fate le Brave, di cosa si tratta? Fate le brave l'abbiamo inventato giocando con l'inglese, brave, coraggiose. Fate le brave è una frase che tante donne si sono sentite dire nella loro vita: state buone, state tranquille, soprattutto dal punto di vista economico. Un anno fa le donne del cantiere, che è un'associazione di promozione sociale nata da un gruppo Facebook, ancora in pandemia, ci hanno detto: perché non facciamo qualcosa per educare le donne finanziariamente parlando? Perché le donne spesso non si occupano dei conti, se non quelli di casa facendo la spesa. Da lì abbiamo deciso di appunto creare un corso proprio sulla violenza economica come prevenzione alla violenza di genere, perché abbiamo visto che soprattutto chi appunto non si occupa di questo, soprattutto le donne che hanno stipendio minori, che hanno magari dei part-time, non riescono poi a essere indipendenti e quindi magari ad uscire da una situazione di violenza. È fondamentale questo. Quindi 19 donne del cantiere di diverse professionalità, da avvocato, commercialista, consulente finanziario, giornalista, assistenti sociali, hanno deciso di mettersi a disposizione gratuitamente di creare questo corso un giovedì, il primo giovedì di ogni mese, da ottobre a maggio, 2 ore di informazioni pratiche, dalla previdenza al risparmio, a come proteggersi, a come aprire un'attività, insomma tantissime cose. E il prossimo appuntamento è il 1° dicembre alle 18:15 alla Fornace Carotta a Padova, zona Sacra Famiglia. Ecco, Presidente, un problema molto sentito è proprio quello della differenza di paga e in generale di trattamento economico fra uomini e donne. Che cosa avete osservato? Abbiamo osservato che proprio questa è una cosa normalissima, anche tra le nostre professioniste. La stessa notaia ci ha detto: io prendo di meno di un notaio uomo, perché non si sa. Eppure così, è proprio un dato di fatto. Come dicevo prima, tante donne hanno un part-time, quindi ovviamente uno stipendio minore, anche in vista poi di quella che è una previdenza, per esempio, si dirà nei nostri incontri che è importantissimo crearsi una previdenza integrativa. Nel tempo, versando anche piccole cose per tanti anni, ma almeno da avere un gruzzoletto quando si andrà in pensione, perché la nostra previdenza si accorcerà del 50% di qui ai prossimi anni, quindi dobbiamo calcolare sull'ultimo stipendio ci sarà un 50% in meno di quanto riguarda la nostra pensione, per cui bisogna pensarci prima. Anche per questo la conditio sine qua non, un po' la nostra filosofia è: informatevi, fatevi aiutare da un consulente, da un'associazione di categoria, da un avvocato, da un professionista, soprattutto le donne, perché ne hanno bisogno, proprio poi per non incappare in situazioni di violenza sicuramente o di altro genere. Ecco, entrando nel dettaglio, Presidente, cosa può fare una donna per risparmiare e per proteggersi economicamente? Ecco, sicuramente, come dicevo prima, affidarsi a un consulente di qualsiasi genere. Noi per esempio appunto mettiamo a disposizione le nostre consulenti, tante donne ci hanno scritto per avere anche risposte pratiche, noi le abbiamo indirizzate, perché bisogna appunto sapere, conoscere prima di fare qualsiasi cosa. Solo attraverso la conoscenza si possono evitare situazioni spiacevoli. Quindi sicuramente quello di informarsi, poi riconoscersi come professionista, come donne, riconoscere di essere in grado di fare i conti, anche perché la gestione della casa solitamente è affidata alla donna, e quindi, detto questo, appunto avere anche le forze, forse, e appunto con questo ciclo di conferenza cerchiamo di fare anche questo, dare la consapevolezza che la donna per esempio può aprire anche un'attività andando magari anche allo sportello della Camera di Commercio, dove c'è uno sportello donna impresa, esattamente, vengono spiegate alle donne tutti i passaggi da fare, il business plan, una visione economica di insieme, quali sono i bandi e finanziamenti. Ci sono tantissime possibilità, bisogna informarsi, però è fondamentale. Bene, noi ringraziamo Michaela Faggiani, presidente del Cantiere delle Donne.